tutte le volte che caca le semina qualcuno, e addio, è finito, capito? Sì, bisogna tornare a parlare con questo uomo, bisogna salvarlo, ecco, e Dio, lo sa lui per primo che Dio non provvede, via, guardiamoci chiaro, provvede forse, ma che provvede? Sì, Dio vede e provvede, sì, come no? Forse vede, non siamo nemmeno sicuri di quello, già. Ora se mi vede si incazza anche. No, io dicevo sì per scherzo, no, è che vedo delle cose strane intorno a me. C'è uno grande con le ali, c'ha una spada a mano. Chi è? Ah, che vuoi? No, sì, l'arcangelo. Sì. No, facevo un po' di satira, si può fare, si fa su Berlusconi, non lo fa su Dio, no? È andato via, però male. No, ha capito. Oh, no, perché in fondo è un bravo ragazzo. Basta. Chi era? Arcangelo Gabriele, Michele, chi era? Forse Michele, quello di Mont Saint Michel. Sarà lui. Oh, ma noi andiamo da qualcun altro. Sì, to culo. Ma guardate, ma che cosa può succedere? Ma può anche succedere, perché in fondo non è così. Cioè, tu sai che forma abbiano veramente gli extraterrestri, le forme aliene, cosa possono fare, dove possono entrare? Potrebbero essere piccolissimi, talmente piccoli che entrano nel culo, entrano in bocca, entrano dove? Nel naso, dovunque, nella passera, Buon gustai. Alieni porcellini, Sì, no, qui non c'è nessuno sembra, sembra che qui nessuno ci sia, Ecco, vabbè, per carità di Dio, è abbastanza facile prendere il telefono, cioè prenderlo, prenderlo e fare un altro numero, ecco, sì, d'accordo, certo, sì, che bisogna essere più marziali, però, se no non sono credibile, Sono solo il comandante rettale, sì, Ah, questo è un cavaliere. Oh, abbiamo un cavaliere. Cav, c'è scritto Cav. O è Cavadenti o è cavaliere, non so. Non so, ma penso che sia cavaliere. Ma è andato a cavallo e in questo momento non c'è. Non c'è. Adesso di Dio non c'è. Su. Vabbè, andiamo da un altro ancora. Uno qualsiasi che magari ha un nome normale, che non è cavaliere, dottore, avvocato, eccetera. Vediamo un po'. Figuriamoci. Figurati te. Ti figuri? Io mi figuro. No, io non ti figuri. No, che ne so. Ho fatto anche questo numero. Aspetto che questo numero abbia un minimo di riscontro. Tipo tu, no, nulla. Dopo 3 ore. Vabbè. Sì, sai a volte i numeri. Pronto? Pronto signora, buongiorno. Sono il comandante rettale del CMUSPIC. Mi sente? Sì, la sento un po' male. Sì, io... Attendo un attimo che gli passo mio figlio. Suo figlio? Io devo parlare col signor Dario, soprattutto. Sì, signor Dario, sapesse dov'è, gli farei subito un piacere. A chi? A mio marito, è all'ospedale che sta per andare. Oh, e dove? È all'ospedale dei tumori. Ah, sta per andare? Sì. Mi dispiace signora, ma lei la sento è affranta oppure... È molto affranta lei, ma non mi sembra. Sì, guardi, gli passo mio figlio. Sarà meglio. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, mi dica. Se io sono il comandante rettale del CMUSPIC. Mi spieghi che cos'è? Qui è un po' difficile, vedi? Cioè, dopo quello che mi ha detto sua madre è un po' difficile fare questo discorso. Come faccio? Abbia pazienza. Io posso mica fare questi discorsi a un figlio che ha il padre che sta per andare. È chiaro che non posso, non me la sento. Va bene. Non me la sento. Io dico, le sono vicino pur essendo lontano. Va bene, ma è che... Cioè, lei... L'associazione che sarebbe? Associazione Centro Mini UFO su Pellicolo, sarebbe non è un'associazione, è un centro di individuazione dei mini UFO. Va bene, ok. Ok, quindi è chiaro, lei mi capisce, no? Certo, Con quello che mi ha detto sua madre, io le vado a raccontare degli UFO che entrano nel culo. Scusi, ma abbia pazienza, le sembra il caso? No, lo dico, le sembra il caso? Assolutamente. E allora smettiamola, voglio dire, basta così, non mi sembra proprio il caso, no? No. Anche a lei, giusto? Saluto. Anch'io. Saluto. Arrivederci, buongiorno. Vedi, convenivamo entrambi che non era il caso, perché sai, quando uno è morto,
ma quando uno sta per andare è un po' peggio, no? Sì, direi, secondo me, poi ognuno la pensi come vuole. E quindi non me la sentivo, però non mi sembravano così proprio disperati, ti dico la verità. Sì, anche la moglie sta per andare, ha detto in un modo, cioè, non così proprio, per dire, sinceramente, così a occhio e croce, ma certamente sarà stata molto affranta, per carità di Dio, però insomma poi non me la sentivo, io non si può fare un discorso a una persona che sta per andare, cioè se è andato, e dice è andato, tanto si va tutti, anche tutti a un certo punto stiamo per andare, ma insomma certamente sai, la consapevolezza di questo aggrava molto la situazione. Da lei Zia, zitto lei! È un uomo? No, una donna, stia zitta, vabbè, lo stesso. Andiamo da qualcun altro. Sì. Già. Sì. No, insomma, capito. Poi, dove? Boh. Quello è bello. Boh. Va bene, dai. Forza, su, questi mini UFO. Via. Hai pazienza, figlio, da una pugnalata. Non si può meno. Siamo rimasti d'accordo così che non si doveva andare avanti. Sentivo rumore, vabbè. Niente, si continua su questa falsa. Risponde la segreteria telefonica del numero. No. Guarda, non importa. Andiamo da altro ancora, sì, certo. No. E questi ufini qui. Mi sa che facciano il loro comodo, ma pensa se veramente c'entrassero nel culo gli UFO, se facessero il nido lì, Sì. Pronto? Sì? Buongiorno. Buongiorno. Sta per tornare o sta per andare anche lei? Cioè, pronto? Sì? È il signor Luigi? Sì? Oh, sta bene? Abbastanza. Sì, insomma, sa, ha una certa età, Sì. Sì, caro signor Luigi. Senta, io sono il comandante Rettale. Comandante Rettale. Carabinieri? No, del CMUSPIC, il CMUSPIC, Centro Mini UFO su per il culo. Ce l'ha presente? Sì, presente. Presente? Sì? Molto bene, bravo, questo mi fa piacere. Allora, la devo informare, caro signor Luigi, ma lei quanti anni ha? Tante, sa? Sì, no, non me ne ero accorto, perché ha la voce molto giovanile. Mi dica, quanti anni ha? 87. Ah, pensavo di più, pensavo fosse sui 120. Se no, quello è il... Pensavo che ne avessi 100. No, 220. Scherzo, Senta, signor Luigi, le volevo dire, lei ha mai sentito parlare di UFO? Lo leggo sui giornali delle volte. Ecco. Sa che possono essere grandi, medi, piccoli e piccolissimi e microscopici? Questo non lo sapevo, perché No. io Sì. guardo i titoli e poi ripasso. Ah, ripassa, guarda i titoli, se le interessa lo legge, se no passa, No, è giusto. L'importante è che lei sappia leggere. Sì. Lei sa leggere, no? Sì. Cos'è stato, un professore? In vita, sì, addio. In passato, in gioventù, è stato un professore lei? Magari, perché? Cosa ha fatto lei di bello nella vita? No, non ho fatto il professore. Quando era vivo, cosa faceva? Oddio, Lavoravo, un po' di qua, un po' di là. Un po' di qua, un po' di là, abbiamo capito, insomma. Sì. Senta, si dà il caso che alcuni microscopici alieni, nella loro microscopica navetta spaziale, detta anche disco volante, Sì. ma microscopici proprio che non si vedono d'occhio nudo, si inseriscano nei buchi di culo. Mi capisce? Sì. Ecco, e quindi le volevo chiedere, siccome nella zona ci sono stati alcuni casi, se lei aveva, defecando, sentito un certo pizzicorino. Ma voglio di scherzare. Ma no, signor Luigi, ma si figuri se io scherzo con un 87enne, se si mette a ridere sono contento moltissimo, perché magari non avrà molte occasioni per farsi una bella risata, però è giusto, no? Le volevo dire, signor Luigi, lei ha sentito un certo pizzicorino all'ano? No, non ho sentito niente io. Mai?
Ma, Nemmeno defecando? no, no, E non se l'è mai grattato allora? no, No, nella sua vita? no. Ah, vedo che insomma lei insomma si è comportato. Ma lei se l'è lavato qualche volta? Come? Se l'è lavato qualche volta? Sì, quello sì. Oppure si è pulito sempre solo con la carta igienica? No, ho lavato proprio. Ha lavato proprio, con il bidet. Ce l'ha il bidet, sì. Precisamente. Sì, perché noi in Italia abbiamo il bidet, Fra le cose che non abbiamo rispetto agli altri, quello ce l'abbiamo. Ecco, quindi, caro signor Luigi, voglio dire, anche lavandoselo, toccandoselo, avrà sentito qualche prurigine, sensazione? No, non sento niente, io sono allergico a queste cose, non sento niente. È allergico, nel senso lei non vuol passare da gay, vero? Sì, ho capito. Vero? A lei sono sempre piaciute le donne, via. Mi dica dove vuole arrivare. Dove sono arrivati loro, gli alieni? Sono entrati nel suo sedere. Senta come son fine. Sedere. Va bene. Ecco, lei li accoglie volentieri oppure... Per forza, se sedino lì che non chiedono il permesso. No, non hanno chiesto il permesso, sono entrati dentro perché hanno scelto alcune persone piuttosto anziane, per questo. Va bene, ho capito. Poi si impossessano di tutto il corpo. E poi? E lei diventa un alieno. E sa che cosa succede, caro signor Luigi? Sì, mi dica. Lei diventa molto più forte e più giovane, improvvisamente. È una bella cosa. Sì, però sembra, però Ma non è più vero. sì, è vero, ma non è più di questa terra. Ecco. Lei diventa alieno. Allora no. Loro hanno bisogno di persone grandi, di esseri più grandi di loro, molto più grandi, per poi ripopolare il loro pianeta di esseri umani come noi. Sì. Allora lei verrà poi preso, messo in un disco volante grande e portato nel loro pianeta. Bene, e così facciamo un bel viaggetto. Bravo, e ricomincia tutta la sua vita da giovane con queste, Che bello, che bello. con le donne di quel pianeta là. Bisogna vedere come sono poi. Ah, sentilo. Ecco, quelle donne di quei pianeti là sono leggermente diverse dalle nostre, però hanno 3 passere, ecco, capito? E 5 poppe. In compenso hanno 7 bocche. Bisogna mantenerle. Da mantenerle. No, una sola per mangiare, le altre per altre cosine. Ho capito. Sa perché hanno sviluppato tutti questi organi tanti? Perché sono rimasti in pochi in quel pianeta e quindi quei pochi trombano a quello Dio. Gli uomini hanno 3 uccelli, perché le donne hanno 3 passere, poi hanno 7 bocche anche loro e poi... Però ecco, non torna, praticamente poi con 7 bocche loro si fanno 2 uomini e con l'altra mangiano, capito? Si fanno anche pompini a 2 uomini con 3 cazzi e con quella che rimane mangiano nel frattempo. È una cosa meravigliosa, poppe di qua, poppe di là, capisce? Vediamo adesso, speriamo di andare Allora, guardi, lei quando sentirà qualcuno che dall'interno dell'intestino fa toc toc, lei dirà, chi è? Siamo noi, gli extraterrestri. Lei dirà, va bene, portatemi dove volete, l'importante è mi portate via di qui, e la porteranno in questo pianeta, va bene? Sì. E vissero felici e contenti per tutta la vita. Bene. Così lei non vede più sua moglie, Ecco. Diciamo la Bisogna verità. litigare. Ecco, basta litigare. Laggiù non si litiga, è un mondo meraviglioso, le donne hanno tante poppe, tante fighe, tante bocche, tante mani, vedesse roba, altro idea lì. Insomma, quindi lei si troverà molto bene, anche sotto l'aspetto sessuale, capito? Sì. Sarà rinvigorito, gli spunteranno uccelli da tutte le parti, palle non se ne parla. Insomma, complimenti, lei è il prescelto. Sarà quello che andrà a ripopolare quel pianeta perduto. Va bene. Complimenti, arrivederci. Vada. Sì. Vada. Sì, certo, certamente.
Sì, così è, così. No. È la seconda parte del sondaggio, evviva! Allora, ruota libera, dunque abbiamo mandato un omino nello spazio e siamo tutti contenti perché lui va incontro a una nuova vita, magari ci fosse questa opportunità per ognuno di noi. Venghino gli extraterrestri nel culo. Purtroppo, invece, altre cose c'entrano. Va bene, ok, cari amici del G, si va così. Vediamo un po'. Sì. Pronto, Nudi? Chi? Nudi? No, mi dispiace. Non è Nudi? No. Sbagliato numero. Allora è vestiti? Eh? Siete vestiti? Bello te, bella. Bella fia, non fare tanto il furbo, capito? Hai capito, bella fia? Non fare tanto il furbino. A stronzo. Deficiente. Ma facci te, ma che testa sei te, Ma come? C'era Nudi e Nudi, hai capito? Non era Nudi. Madonna ragazzi, mi sembrava velino Nudi, vestiti invece niente, l'ho richiamato perché almeno si può fare due chiacchiere in armonia, no? Sì. Pronto? Sì, pronto, guardi, dia a quella testina bella di suo marito, credo sia, che non faccia tanti discorsi a quella bella figlia, glielo dia, capito? Ma come vuole, scusi, lei chi è? Io ho detto Nudi, lui mi ha detto no, noi siamo vestiti, ma che, io se ho sbagliato... No, non ha risposto così perché c'ero io mentre... Dove eri te, naccherina, dove eri? Dentro il telefono, cosa vuoi capire te? Ha detto siamo vestiti e me ne frega, il vestito Nudi, me ne frega nulla a me. Sì, non mi piglia per il culo, se ho sbagliato numero, non mi viene a prendere per il culo, capito? Anche lei? Ah? E c'era lei, bisogna richiamarla. Sì. Era vero, Nudi? Sì, sporcaccioni, svergognati, vestiti. Oh, che bello. Ah, ecco, ho capito. Io voglio provare a rifarlo col dito. Avessi sbagliato e invece che Nudi fosse venuto fuori, che so, in bikini. Vediamo se, rifacendo, o se viene sempre fuori la stessa coppia di antipatici. Pronto? Sì, è quello di prima? No, se te è quello di prima! Lei, perché come si permette a fare gli scherzi per telefono? No, non faccio scherzi, io cercavo Nudi, se non c'è Nudi non ci posso fare niente. Cioè, il numero che è sull'elenco, bella fia. Ha capito lei, bella fia? Ha capito, bella fia, non faccia tanto il furbo, capito? Scusi, abbia pazienza, qua, scusi, se a Casagnudi che devo pensare che lei cerca veramente Casagnudi, poi no, io cerco Nudi, ma io ho rifatto il numero, c'è sull'elenco, Nudi. Abbia pazienza, non le faccia, scusi, voi non prende lei che abbia ragione, che non ha ragione. Ha ragione. Ma che tu fai? E io penso, questo è lo scherzo telefonico. Ma non è lo scherzo telefonico, non puoi metterti a rispondere come mi hai risposto con quell'accento romanesco di del cazzo, capito? Oh, del cazzo ci sarà lei. No, del cazzo ci sarai te. Finita, imbecille. E quando mi offendi dammi del tu. Oh, ma che lo so. Non è Nudi, no, bisogna richiamarlo, sì, ma guarda poi era sempre lui. Questo numero non corrisponde a Nudi, non corrisponde più a Nudi. Pronto? Ma allora è Lenti. Senta, la faccia finita. Che scritto Nudi Lenti? Finita. Come? La faccia finita. La faccia tua! No, e de tu no! La faccia sua è un cavolo. Un cazzo! Senta, basta, abbia pazienza. Ora basta, non mi rompere più le palle, capito? Ma lei che sta chiamando? No, ora hai cominciato a chiamarmi te. Si vede ma chi che la conosce? Ma cosa faccia a chiamare? Hai individuato il mio numero, hai visto il mio numero e tu mi stai richiamando. Ora basta, hai capito? Ma guarda, la faccia finita. Faccia di minchia. Ma vada a quel paese, va. Ha detto vada. Non ho ancora capito che mi rivedrai tu quando mi offende. Vabbè, andiamo da qualcun altro, ma guarda un po'. C'avevo gli ignudi e purtroppo... Vabbè, d'accordo. Ma che lo so io, che gente c'è nel mondo, vero? Mamma mia ragazzi, è gentaglia, sentitelo, come mi si è rivoltato contro, io che gli ho detto in fondo, bella figlia, vabbè, no perché io ho detto, allora siete venuti, siete vestiti, allora ho detto sì, bellina, ha fatto, bella figlia, mi ha fatto venire, ma la mosca al naso, la mosca al naso, qui c'è nessuno?
Laura, Maria Grazia e Anna sono sì. momentaneamente assenti. Sì. Siete pregati No, di lasciare ragazzi. un messaggio dopo il segnale acustico. Sì. Vi richiameremo quanto prima. Sì. Grazie. Vai. Senti Finocchio, no, ti voglio dire una cosa, per Laura e Maria Grazia va bene, poi l'altro nome non ho capito, ma comunque io vengo lì, me le trombo tutte e due, sia ben chiaro, capito bella fia, ciao. Oggi ce l'ho con bella fia. Noi, dalle nostre parti si dice, no? Si dice, oh, bella fia. Agli uomini si dice però, alle donne quando si dice bella fia vuol dire che è proprio una bella fia. Cioè, ma così un po' proprio per sfottere. Questa bella fia. È così, si dice così. Non so se in tutta la Toscana si dice così, ma non credo. È zona fiorentina. Io ho queste frasi qui, non posso farci nulla. Ognuno ha le sue, no? Via, proviamo qui. Pronto, cazzo? Cazzo? Sì. Mi sente? Ecco, sto parlando con cazzo? Chi? Sto parlando con cazzo? Sì. Oh, era un po' ci volevo parlare con lei. Ah. Perché guardi, io col mio non riesco ad avere un dialogo, come dire, come si può dire, proprio fluente. Non mi risponde. A me almeno mi ha risposto. Voglio dire, finalmente posso parlare, senta. Dimmi. Senti, prendiamoci di tu perché tanto poi, meno male, siamo uomini e cioè io... cazzo era. Volevo dire appunto, ma a te, io ti volevo chiedere una cosa, a te quelle due lì sotto, non ti rompono un po'... Insomma, i coglioni, si fa per dire, cioè appunto quelle, no? Quelle due sotto lì, che c'è, quelle due che hai sotto. No. Non ti danno fastidio? Ma no, ma è chi ho chiesto di sotto? Chi c'hai sotto? Chi c'hai sotto? Quelle due? Non ti danno fastidio? No. Al mio sì. E come mai? E che ne so, perché si litigano sempre. Si litigano, capito, fra loro. Che lui dice, oh, ma che fate così sotto? E quelli sotto dicono, oh, cosa ci pisci sempre addosso, no? Perché, qualche cosa, insomma, e poi loro sono due tipi veramente strani, quelle due sotto, no? Dice, vogliamo entrare anche noi? Ma no, non posso mica farti entrare, no? Non posso farvi entrare, tu mi capisci, no? Sì. Te l'hai mai fatta entrare? L'hai mai fatta entrare? No. Bravo, perché del resto è anche difficile fare, loro vogliono entrare nella topa, non ci posso, cioè, caro cazzo, capisci, qui bisogna, cioè, io volevo anche un parere tuo, perché mi sembrava che il mio avesse ragione, però volevo sapere che anche a te faceva la stessa impressione. L'hai mai fatta entrare quelle due, no? No. No, meno male. E loro del resto si lamentano, perché sono fra due fuochi, no? Sì. Perché sopra ci sei te, che ogni tanto gli spicciacchi addosso, sotto, più sotto c'è uno di molto puzzolente che fa un puzzo, quello sotto a quelle due, no? Fa un puzzo, ragazzi, certe volte poi, che quando lui, come dire, butta via la spazzatura, quelle due le pigliano tutti il puzzo, capito? Sì. E anche a te può succedere, perché te sei sempre lì, sei sempre affacciata alla finestra lì, no? Sì. Le vedi quelle due? Sì. E quello di sotto che fa puzzo l'hai visto mai? No. Quello non lo vedi, non lo vedi perché è troppo, sta sempre nascosto, sta. Però secondo me, guarda, è un pezzo di merda. Ah, sì. Ma più che un pezzo di merda, è uno che con la merda c'ha molto a che vedere. Sì. Sì, vero? Sì. Raccontami delle tue esperienze. Mi devi dire, cioè, tu non hai problemi, per esempio, non stai solamente affacciata alla finestra, cioè guardi anche in alto qualche volta, giusto? Sì. Sì, e quando guardi in alto hai la possibilità poi, come dire, di sfogarti?
Sì, ma solo che non ho capito con chi sto chiacchierando, mannaggia. Mannaggia, guarda, siamo nel nord, mannaggia, siamo nel nord, vero? Mannaggia, caro Giuseppe. Oh. Giuseppe, vero? Caro Giuseppe, perché anche cazzo ha i suoi nomi, no? Giuseppe cazzo. Caro Giuseppe, volevo dire, non importa con chi, io ho visto sull'elenco che tu sei questa persona, o questo essere, questa entità, questo bastoncino, insomma, che ci sta tanto a culo, a cuore, insomma, cioè a un certo punto dico, sentiamo le sue esperienze. E io ti volevo chiedere che quando tu guardi in alto, no? E magari hai un momento di estasi, no? Perché hai la preghiera, guardi in alto, dici, oh mio Dio, no? Oh mio Dio, quanta bella roba. Entri dentro qualche volta, sì? Nell'Empireo? Rare volte nell'Empireo? Guarda che c'è da andare via, va. C'è da andare via? E dove devi andare? Devo andare. Ha fatto la pisciata? Sì. Ah, sì. Ma quando, quelle rare volte che entri dentro, insomma, hai soddisfazione oppure... Ma mica tanto. Perché cosa trovi di dentro? Cosa trovi? Poco. Poco? Roba un po'... Una volta. C'è molta umidità? Una volta. Una volta? Beh sì, una volta sì, ma ora un po' meno, Ogni tanto però. Caro cazzo, questo io ti capisco. Io cerco di ridere al mio, ma il mio non mi risponde tanto volentieri. L'unica cosa che mi dice, cosa mi dice? Voglio la figa. Saluto. Ciao cazzo! Ciao. Stammi bene, salutami le palle e il culo, anche se è uno stronzo. Dai, ciao! Oh! Dimmelo, mi volevi dire qualcosa? Niente, saluto. Ti saluto. Ciao, mi raccomando, entra in tunnel più spesso. Vai. Il signor cazzo, ragazzi, il signor cazzo. Ci voleva il signor cazzo, avete visto, ha risposto esaurientemente, insomma, in qualche modo ci ha dato, come si può dire, la conferma che lui era veramente il cazzo. Oh, vedete, a volte è tutto un condominio. Andiamo avanti, su, dai. Bene. Bello questa invece. Buona anche. Buona, speriamo risponda perché è proprio buona, guarda. Sì, a me piace. Pronto? Chi parla? Sì, senta, vorrei parlare con la signora Insalata. Non c'è adesso. Non c'è la signora Insalata? Sì, ma non c'è adesso, è andato il suo figlio. È andata da suo figlio, il Pinsimonio, Sì, volevo dire, sai, lei è il marito? Sì. Ah, ma il figlio è solo di Insalata o è anche suo? No, che insalata, io mi metti giù, non insalata. Sì, ho capito, ma lei, essendo il marito di Insalata, sì, la signora Insalata, avete un figlio insieme o è solo dell'Insalata il figlio? No, insieme. Ah, Insalata, perché ha detto il suo figlio, pensavo che non fosse suo. È da mio figlio praticamente, io dico suo figlio sempre. Vostro figlio? Sì, vostro figlio. Lei però, cioè, praticamente non se ne giuva dell'Insalata? No. Perché? Come perché, scusa? Perché non se ne giuva dell'Insalata? Se ne dipende, lei chi è? Appunto, guardi, io mi chiamo giù, mia moglie è Insalata. Appunto! No, è sempre mia moglie. Io dico sua moglie. Siamo al nord, mi dica. Mi dica, dice sempre suo figlio, però... Sì, io dico sempre così. Però fa venire l'idea che magari li sospetto... Ma fa venire tante idee, tanta gente... Che lei magari connoto sia, che magari proprio il figlio non sia suo, ecco, chissà. Ma stai tranquillo. Sto tranquillo, allora... no, sia tranquillo lei più che altro. Senta, sì, ma allora, io sono il signor Aceto. Aceto. Sì. Che devo fare? Volevo condire un po' l'insalata. Non c'è adesso, telefono più tardi. Quando la posso condire? Verso le 3. Verso le 3 la condisco? Sì, condisco l'olio buono. Porto anche olio e sale. Grazie. Così facciamo la orgia. Affanculo. Ragazzi, siamo in una città del nord che più nord non si può, e si sente, si sente. Vabbè, però la signora Insalata è troppo bella. Oddio. Oh, dunque, vediamo se trovo... Io ho trovato... No, lasciamo stare. Andiamo via. Ma no, vabbè.
La signora insalata, è proprio buona l'insalata. La signora secondo me no, ma l'insalata sicuramente sì. Sì, specialmente con l'aceto, con l'aceto. Fa venire l'acquolina in bocca. Oh, ragazzi, e come un po' di cipolle mettiamoci anche. Sì. Vediamo se... No? No. 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 Questo non c'è. Se vedi non c'è, no, c'è. Ecco. Basta. Andiamo oltre. Sì, siamo in un luogo veramente ameno. Ma sì, cioè, sono persone disponibili, mandate a fare in culo. Sì, cioè. Oh, dunque, qu'est-ce que c'est ça? Vediamo se c'è. Bah. Non c'è. Neanche questa. Va bene. Ecco. Oh, dunque, andiamo qua. Io ci provo, se ci sono, è tutto verità. Tutto quello che succede. Ecco. È tutto vero. Sì, vero. Quello che succede è vero, quello che propongo io, vero. Pronto, buongiorno. Buongiorno. È la signora Giunta? Sì, chi parla? Ecco, senta, io avrei bisogno di una giunta perché ce l'ho un po' piccolo. Me la farebbe lei, visto che si chiama Salvatrice? Lei mi salvi. Senti, Sì. la giunta se la faccia da solo non rompe le scatole alla gente. Signora, ma i congiuntivi? Senta, io vorrei una giunta perché ce l'ho un po' piccolo, mia moglie si lamenta. Salvatrice, mi salvi. Non mi interessa niente, stia pure bene e non mi interessa di quelle che si lamenti sua moglie. Perché ce l'ho piccolo, mi faccia una giunta lei. Signora Salvatrice, un mi salva. Ah, questo nord. Il sondazzo, ma lo trovi anche su reteg.net e ci trovi il sito mito, scherzi atroci, 1000 mesi, io confesso, spiritico, è un mondo in più in cui vivere. E se vuoi il G per una serata spettacolare, chiamalo 0574 57 17 21 dalle 15 alle 16. Allora! Non c'è il sondazzo, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa. Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il